Marco Fantinel, presidente dell'azienda Fantinel. Con lui affrontiamo l'argomento del rapporto tra vino e marketing. Quanto e come viene vengono svolte le azioni di marketing nel mercato del vino, magari soprattutto con qualche esempio riguardo la vostra azienda? Allora, innanzitutto devo dire che il marketing oggi è uno dei ruoli fondamentali e più importanti in un'azienda vinicola di qualsiasi dimensione, in quanto il vino è un prodotto globale, la concorrenza è molto alta, per cui è difficile raggiungere e fidelizzare soprattutto il cliente finale. Quindi un'azienda come la nostra, che distribuisce i propri vini friulani su scala internazionale, siamo presenti in 65 mercati, deve fare molta attenzione in questo campo. Diciamo che i classici strumenti sono quelli della presenza alle fiere internazionali, soprattutto per incontrare i nostri distributori, i nostri clienti principali. Dopodiché si fanno molte azioni mirate sui vari territori, quindi attraverso degustazioni, serate a tema, ma soprattutto, visto che siamo italiani, io dico dobbiamo fare cultura e quindi vendere molto il territorio, grazie anche all'abbinamento con i nostri prodotti alimentari. Però io so che la vostra azienda sta facendo anche delle azioni di marketing particolari, come il marketing solidale, se vogliamo le azioni di marketing che state facendo in Kosovo, oppure con il vostro legame che avete creato con la catena di locali tra vino e prosciutto. Si può parlare di questi due esempi? Allora, un progetto importante della nostra azienda è il Pane Vino e San Daniele, che è un'azienda della nostra famiglia, parte della nostra tradizione, le nostre radici, dove mio nonno era un ristoratore, un appassionato di vino. Essendo anche produttori di prosciutti di San Daniele con l'azienda Teste Molinaro, abbiamo deciso anni fa di lanciare una catena di wine bar, osterie friulane, dove facciamo la mescita dei nostri prodotti friulani e dove riusciamo in diretta a dialogare, a comunicare i nostri prodotti a consumatori finali. Per quanto riguarda invece i progetti solidali, il più importante che stiamo presentando proprio ora per il Vinitaly è quello del Celebrate Life, che è un vino fatto per l'ONU di New York, che lanceremo in tutto il mondo. Si tratta di un Merlot Friuli do Grave, dalle quali vendite doneremo $1 a bottiglia per questo progetto dell'INSAN, che è quello di salvare vite umane in India e in Africa, soprattutto di bambini, attraverso la produzione e la distribuzione della spirulina, che è un'alga compensatrice ricca di ingredienti che compensano a chi sta soffrendo per la malnutrizione. Ci sono in qualche modo azioni di marketing anche queste, originali, diverse dal solito, si può anche seguire strade non consuete. Certo, questa è un'operazione di marketing, perché darà lustro alla nostra azienda, ma in realtà è